Sapete quanto è difficile parlare in questa occasione? E purtroppo, non solo in questa chiesa, ma anche in altre chiese di Augusta, molte volte ci siamo dovuti radunare per dare l'ultimo saluto a dei nostri compagni, dei nostri amici e purtroppo anche qualche genitore. Dicevo, non è facile parlare, ma in questi giorni mi è capitata sott'occhio una frase su internet, questo mezzo di comunicazione che tante volte viene usato a seconda di come noi lo vogliamo usare. Diceva così questa frase: noi abbiamo due vite, ma di solito noi comprendiamo l'importanza della prima vita soltanto nella seconda. Per un po' di tempo mi è sembrata una frase strana, poi però ci ho pensato. Adattandola a questa situazione potremmo dire: dopo che uno resta paralizzato a seguito di un incidente stradale, la prima vita era bella, tranquilla, spensierata. Com'è la seconda vita su una sedia a rotelle? Prima c'era una famiglia tranquilla, allegra, felice. C'è stato l'incidente stradale. Come sarà la vita senza il figlio o la figlia? E perché dovremmo pensarci dopo e non prima? Vogliamo ricordare in questo nostro momento di preghiera all'interno della celebrazione eucaristica tutte quelle persone che non ci sono più. Io non voglio aggiungere nessun'altra cosa, vi invito soltanto a fare qualche minuto di silenzio in cui ognuno di noi rivolge al Signore la propria preghiera per questa intenzione che oggi ci hanno visto raggiungere questa parte della città. Sono anche molto interessanti gli striscioni e le frasi che ci sono, però se queste cose poi non diventeranno vita vissuta da vivere, lo striscione non servirà a nulla. Riflettiamo anche sui nostri comportamenti. I nostri comportamenti non sempre sono corretti. Forse una cosa vorrei dirla, e la prendo dal Vangelo di oggi. Molte volte quando succedono certi fatti si dà la responsabilità alle istituzioni. La strada non era illuminata, la buca non era stata riempita, tante motivazioni di questo genere. E allora siamo tentati di dire, puntando il dito, la colpa è di quelli. Però tante volte non abbiamo la costanza di richiedere l'applicazione delle norme a chi è preposto a farlo. Il Vangelo di oggi ci dà un insegnamento che può essere molto utile per la nostra vita, quella del giudice disonesto. Voi sapete che anche la corruzione, la cattiveria si annida nelle istituzioni, anche le più alte. Il Vangelo c'era molto questo episodio. C'era una vedova che attendeva giustizia da molto tempo e questo giudice di quella città non gliela voleva fare. Cosa fa questa donna? Insiste e continua a insistere nonostante il rifiuto di questo giudice. Possibilmente ci andava a ora di pranzo, ci andava di sera, ci andava di notte, ci andava. Cosa fa alla fine questo giudice? Pur di toglierla di mezzo, le
concedo quello che mi chiede. Era un suo diritto, ma non gli era stato concesso prima. Ecco, tante volte nei confronti delle istituzioni dovremmo avere questo atteggiamento, quello di insistere fino a quando quello che è giusto non viene dato. Molte volte ci lamentiamo, per un giorno, 3 giorni, e poi tutto finisce lì. Ma quando c'è bisogno di fare non una, ma 100 manifestazioni, poi alla fine ci vediamo indietro. E alla fine quello che vorremmo ottenere non lo otteniamo. Ecco, penso che questa pagina di Vangelo oggi, che capita così a caso, perché